del tabaccaio Roberto Basso, le sue ultime immagini riprese dalle telecamere di Piazza Marina. Si esclude la rapina, indagini tra le conoscenze della vittima. Colpito davanti a casa con 2 proiettili sparati a bruciapelo per il tentato omicidio di Chiaranno, indagato il cugino della vittima. Nella notte i carabinieri si sono presentati nella sua abitazione. Al via domani a Venezia il G7 Giustizia, sarà il ministro Carlo Nordio ad accogliere i colleghi degli altri paesi. La città sorvegliata speciale. Il Mose potrebbe andare in sofferenza già nel 2026, emerge da uno studio coordinato dall'Università Ca' Foscari sulla sostenibilità economica dell'opera, in cui i benefici però restano superiori ai costi. Granchio blu, stanziati dal governo 12 milioni di euro, è decisa la nomina di un commissario straordinario, soddisfazione nel settore, mentre arrivano ulteriori fondi dedicati alla pesca. Arrivano dal Colorado le 2 giovani studentesse americane per iniziare il loro tirocinio nell'unità di medicina fisica e riabilitazione nell'ospedale di Jesolo, considerato un fiore all'occhiello. Primo annuncio per la mostra del cinema 2024, l'attrice francese Isabelle Huppert sarà la presidente di giuria del concorso di Venezia 81. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizioni di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In apertura ancora l'omicidio di Roberto Basso, le indagini continuano serrate, gli inquirenti indagano tra le conoscenze della vittima. Mistero e incertezza avvolgono ancora il tragico omicidio di Roberto Basso, strozzato e colpito più volte alla testa con un oggetto contundente nella sua casa in via Antiche Mura a Jesolo. Le ipotesi sull'accaduto sono molteplici e nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti continuano a indagare a tutto campo, esaminando ogni dettaglio e coinvolgendo tutti i possibili attori. I carabinieri in queste ore stanno visionando le telecamere di Piazza Marina. In alcuni frame di una telecamera hanno individuato il tabacchino che usciva dal suo negozio alle 23:50. Sono le ultime immagini che ritraggono l'uomo mentre va a casa. Il giallo persiste mentre le indagini rivelano nuovi dettagli, l'uso della scala da parte di un parente e la presenza di una consistente somma di denaro nelle tasche del 64enne sembrerebbero escludere l'ipotesi di una rapina finita male. L'affetto degli amici e dei commercianti per la vittima è palpabile, altri fiori sono stati posati all'ingresso della tabaccheria, così come quello dimostrato verso i familiari che in questo momento difficile preferiscono rimanere riservati. Il fratello Andrea, circondato dall'affetto dei suoi nipoti, chiuso in casa, preferisce non parlare, così come un altro componente della famiglia. Chi è? Salve, siamo dei giornalisti, è possibile parlare con... Buona giornata. Anche la sorella Francesca preferisce non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo la famiglia di Roberto è al centro dell'attenzione, ma nessuna accusa viene formulata poiché tutto rimane nel campo delle ipotesi. Gli uomini dell'Arma, a diversi componenti della famiglia, hanno sequestrato il telefonino per accertamenti. Non risultano minacce o dissidi, tranne un episodio che vede come protagonista Andrea. Ricordiamo un avvenimento che era successo un po' di tempo fa, era andato un po' in escandescenze nella tabaccheria del povero Roberto, dove aveva rovesciato un po' di carrelli, un po' di oggetti verso la strada. Insomma non sarebbe, diciamo, nuovo a questo tipo di fatti. Era piuttosto aggressivo con il fratello, ma per quale motivo? Quello che si dice qui a Jesolo è che fossero state questioni di eredità o comunque di caratteri differenti. In genere quando succedono questi litigi parte sempre tutto dai soldi. L'autopsia programmata per giovedì potrebbe fornire nuove informazioni cruciali per gettare luce su questo enigma. Restiamo in attesa della conferenza stampa della Procura di Venezia, che si spera possa portare chiarezza su questo intricato caso. Ancora la cronaca, colpito davanti a casa con 2 proiettili sparati a bruciapelo, il 33enne si era salvato per miracolo, indagato per tentato omicidio il cugino che abita a Salgareda. Hanno fatto irruzione nella notte a casa di Balai Edmond, 33 anni, i carabinieri supportati dall'aliquota primo intervento di Padova e dall'unità cinofila. In pochi istanti i militari dell'Arma hanno circondato l'abitazione a Salgareda. L'uomo è stato fermato. Sarebbe coinvolto nel tentato omicidio del cugino Kukiki Aydin, 37 anni, dipendente di un'azienda del veneziano.
potrebbe essere uno degli esecutori materiali o il mandante del gravissimo fatto di sangue. Lo scorso 7 marzo 2024 la vittima è stata raggiunta da 2 colpi di pistola proprio davanti a casa a Chiarano, ferita ad un fianco e ad una gamba. Ancora non mi sono ripreso fisicamente e psicologicamente, comunque è stato dura. Per il 33enne bloccato dai carabinieri è scattato anche l'arresto. Gli investigatori da tempo stavano monitorando i suoi movimenti tra Italia e Kosovo. Su di lui pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nel 2022 dal Tribunale di Venezia per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Treviso per espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione. I militari dell'Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno notificato allo straniero anche un avviso di garanzia per reati aggravati e in concorso di tentato omicidio del cugino e detenzione e porto illegale di armi, procedendo ad una serie di perquisizioni a suo carico che hanno permesso di acquisire ulteriori elementi di interesse investigativo. Sotto la lente di ingradimento degli inquirenti i cellulari del 33enne. Quella mattina del 7 marzo 2 persone in scooter travisate con casco hanno esploso colpi di pistola contro il 37enne che stava andando al lavoro. I suoi nonni sono venuti qui a trovarci dopo l'accaduto e allora abbiamo preferito di mandare via i bambini in maniera che dopo quello che era successo stessero un po' più tranquilli. Per un po' di tempo i piccoli sono stati in Germania, ma la paura non è passata, ci dice l'avvocato. Sì, si ha paura soprattutto per i piccoli, perché sono veramente piccoli, perché hanno visto, non hanno visto la scena diretta, però nell'immediato hanno visto il loro papà ferito, sono andati in ospedale. Kukiki Aydin non è ancora tornato a lavoro. No, ancora non sono tornato a lavoro, perché ho le ferite, una è ancora aperta e le altre sono migliorate. Fondamentali saranno anche le immagini della videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso lo scooter con i 2 malviventi. Cambiamo argomento. Al via domani a Venezia, al G7 Giustizia, la città sorvegliata speciale. Sono centinaia gli agenti mobilitati per la 2 giorni veneziana che giovedì e venerdì ospiterà i ministri della giustizia del G7. Italia, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti. Venezia sarà dunque sorvegliata speciale. Ogni dettaglio è stato deciso nell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, dopo una serie di incontri in cui questura, forze dell'ordine, istituzioni e polizia locale si sono confrontati per poter lavorare in sinergia e garantire la massima sicurezza. Giovedì i 7 ministri affronteranno i temi del dibattito mondiale, dalle guerre alla situazione geopolitica internazionale, dalla cybersicurezza al narcotraffico fino alla lotta alla criminalità e le migrazioni. Per l'Italia a fare gli onori di casa nel corso dei lavori che si svolgeranno tra la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e Palazzo Ducale sarà il ministro Carlo Nordio. La polizia locale ha emanato un'ordinanza che limita la navigazione. Da mezzanotte ai 5 di mercoledì alle 18 di venerdì non si potrà circolare lungo il Rio di San Biagio tra il canale della Giudecca e il Rio delle Convertite, mentre dalle 7 di mercoledì alle 18 di venerdì non si potranno occupare gli spazi e gli specchi d'acqua lungo il Canal Grande fino all'intersezione con Rio Sant'Agostin e Rio de San Giovanni Evangelista. Per quanto riguarda la percorribilità a piedi, un'altra ordinanza dispone che da mezzanotte ai 5 di mercoledì alle 16 di venerdì non si potrà accedere a Calle della Lacca dell'intersezione con Calle del Campazzo fino al Campiello San Giovanni. Il Mose potrebbe andare in sofferenza già nel 2060. Emerge da uno studio coordinato dall'Università Ca' Foscari sulla sostenibilità economica del sistema che dal 2020 protegge Venezia dall'acqua alta. Emergono però anche i benefici economici del Mose che superano i costi di investimento e delle conseguenze sulle attività portuali, anche se le dighe mobili rischiano di essere stressate molto prima di quanto pianificato dai progettisti ormai 50 anni fa, senza tener conto del cambiamento climatico. Granchio blu, ora stanziati 12 milioni di euro e decisa la nomina di un commissario straordinario. La curva di crescita del granchio è pazzesca. Siamo in una fase di forte crescita di questa curva di accrescimento del granchio.
ormai lo troviamo purtroppo anche già vicino ai lidi, vicino alle spiagge, non solo alle lagune. Arriva dunque al momento giusto il decreto legge agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri, che tra le misure contenute prevede la creazione di un commissario straordinario che sarà nominato nelle prossime settimane e uno stanziamento di 12 milioni per chi è stato colpito dalla straordinaria invasione. Auspichiamo che a breve venga nominato questo commissario e che inizi un'attività di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'erogazione di fondi per affrontare le emergenze e per individuare anche attraverso la ricerca quali possono essere le azioni migliori per uscire da questa impasse, da questo blocco che sta compromettendo centinaia e centinaia di imprese. Intanto sono stati stanziati fondi strutturali europei dedicati al settore marittimo. Abbiamo incrementato le risorse sia del FEAMPA, cioè i fondi strutturali europei destinati alla pesca e all'acquacoltura, sia in particolar modo ai nostri GALGAC che da 6 milioni passano ad 8 milioni. Il Veneto impegna tutte le risorse che gli derivano dall'Europa, le impegna bene direttamente nei confronti degli operatori e dei territori interessati e addirittura abbiamo utilizzato risorse non spese da altre regioni e questo ci ha portato ad avere nella scorsa programmazione ben 13 milioni in più rispetto alla nostra dotazione. Questo significa impegnare efficientemente ed in modo efficace le risorse disponibili, che sono sempre soldi degli italiani, ricordiamo. Le risorse verranno assegnate attraverso bandi che saranno pubblicati entro l'estate e sono finalizzati a supportare il rilancio del sistema ittico regionale colpito negli ultimi anni da una contrazione e rimetterlo al centro dell'economia locale. I destinatari sono le amministrazioni pubbliche e quindi si può agire sui porti, sui mercati ittici eccetera dei comuni che naturalmente sono soci delle associazioni e per quanto riguarda la piccola e media impresa quindi direttamente i pescatori su cui si costruiscono appunto questi bandi della rappresentatività che c'è all'interno dei due flag. La politica. Sara Moretto, già deputata e consigliera comunale candidata alle amministrative a Portogruaro e punta al rilancio della città presentandosi con 4 liste. Sento da tutte le parti l'idea di una città che è un po' ferma e che ha bisogno di riallacciare le relazioni, il dialogo tra tutti gli attori che ne sono protagonisti. Parte da questo presupposto Sara Moretto, candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno a Portogruaro. Classe 1980, ex deputata, è stata in consiglio comunale nella città dell'Emene 19 anni fa e ora punta a guidare la sua città. Prendere in mano quelle grandi incompiute, quei luoghi abbandonati che Portogruaro ha già ormai da 20 anni e che devono essere assolutamente risolti. Quindi priorità a dare un nuovo volto alla città. In secondo luogo mettere in campo una politica a 360 gradi per rivitalizzare il centro storico, per dare una vivibilità ai residenti ma anche possibilità di sviluppo ai commercianti e agli esercenti del centro. E in terzo luogo prendere in mano l'identità di ciascuna frazione, individuare quali sono le priorità per ciascuna di esse. A sostenerla ci sono 4 liste, ma se c'è l'idea su cosa si debba fare, allo stesso tempo Moretto spiega anche cosa non si dovrà fare. Il nostro obiettivo è quello di smetterla con la conflittualità e anche la natura delle nostre liste lo dimostra. Vogliamo mescolare le carte, metterci tutti insieme con un unico obiettivo che è quello di far ripartire la città di Portogruaro. Sono arrivate, pensate, dall'America 2 studentesse per iniziare il loro tirocinio nell'unità di medicina fisica e riabilitazione nell'ospedale di Jesolo. Si chiamano Anna, Tara e Loren, hanno 28 e 24 anni e arrivano dal Colorado. Le 2 giovani studentesse americane hanno varcato la soglia dell'ospedale di Jesolo per iniziare il loro tirocinio di 8 settimane nell'unità di medicina fisica e riabilitazione. Le 2 tirocinanti rappresentano il primo passo di una collaborazione tra l'azienda sanitaria ASL 4 e l'associazione no profit Edu Global Associates. E il fatto che Jesolo poi sia un ospedale a valenza riabilitativa sicuramente ha facilitato l'arrivo di questi studenti, perché a Jesolo possono vedere diverse tipologie di intervento, diversi codici riabilitativi che qui sono concentrati, quindi si possono vedere quelli ambulatoriali di ricovero,
sia di trattamento intensivo che estensivo, di neuroriabilitazione, quindi diverse tipologie che rappresentano un'opportunità per queste studentesse. Negli Stati Uniti il percorso di fisioterapia si suddivide in un periodo di formazione generale di 4 anni in college e successivamente di una specializzazione di altri 3 anni. Solo successivamente all'esame di Stato potranno esercitare la professione. Anna e Loren qui a Jesolo avranno l'opportunità di acquisire esperienza pratica diretta sotto la guida di un tutor. Potranno apprendere quali sono i nostri modelli in termini umani, in termini professionali, modelli di lavoro e di lavoro condiviso. E sicuramente anche noi avremo modo di apprezzare le loro qualità e avere un confronto utile anche a nostro favore. In un mondo sempre più interconnesso, questa collaborazione rappresenta un passo avanti nell'arricchire il panorama sanitario locale attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze internazionali. Primo annuncio per la mostra del cinema 2024. L'attrice francese Isabelle Huppert sarà la presidente di giuria del concorso Venezia 81. Primo annuncio bomba del direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera. Sarà l'attrice francese Isabelle Huppert la presidente della giuria principale del concorso Venezia 81 all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido dal 27 agosto al 7 settembre prossimi. La decisione è stata comunicata oggi dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, che ha così condiviso e avallato la proposta del direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera. Ecco dunque il primo nome della prima diva internazionale di richiamo mondiale in arrivo al Lido. Isabelle Huppert, nell'accettare la proposta, ha quindi dichiarato: è una lunga e meravigliosa storia quella che mi lega alla Mostra di Venezia, diventare una spettatrice privilegiata è un onore. Oggi più che mai il cinema è una promessa, la promessa di evadere, di coinvolgerci e di sorprenderci, di guardare al mondo in faccia, uniti nella diversità dei nostri gusti e delle nostre idee. Isabelle Huppert a Venezia ha vinto per ben 2 volte la Coppa Volpi come miglior attrice nel 1988 e poi nel 1995. Alberto Barbera ha invece commentato con parole di gratitudine: Isabelle Huppert è un'immensa attrice. Presentato ufficialmente il titolo della 19ª esposizione internazionale di architettura della Biennale 2025. Mettere in atto la fatica dell'intelligenza. In un certo senso Carlo Ratti è 10.000, non è uno, perché ci impegna in un ambito che è teoretico, in un ambito che è anche di memoria, di storia, di materia culturale del nostro orizzonte tutto italiano. Così il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha presentato il titolo della 19ª esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia, che si terrà il prossimo anno dal 10 maggio al 23 novembre 2025, con preapertura l'8 e 9 maggio tra i giardini e l'Arsenale. Intelligenza naturale, artificiale e collettiva sarà al centro dell'esposizione. Carlo Ratti, ingegnere e architetto, sarà il curatore dell'edizione, che segna il ritorno di un italiano alla direzione dell'esposizione. Ecco le sue prime parole. Il titolo della prossima Biennale di Venezia è Intelligence. Intelligence in latino, radice di intelligence in inglese, intelligenza in italiano, proprio per esplorare come vari tipi di intelligenza, partendo da quella naturale, ma poi anche artificiale e collettiva, ci possono permettere di ripensare l'architettura. Ci piacerebbe ripetere inoltre un esperimento molto bello fatto precedentemente nel 2014, nella Biennale 2014, di avere una specie di sincronizzazione tra i vari padiglioni nazionali, partendo spero anche da quello italiano. Insomma, che il tema della Biennale per tutti sia anche un tema declinato da ciascun paese. A quel punto avremo un bellissimo caleidoscopio di idee, proposte e progetti da tutto il mondo. Ci saranno diverse novità e tutti i materiali utilizzati verranno poi riciclati a fine mostra. Un aspetto inedito della prossima Biennale di Venezia sarà anche il fatto di avere una open call. Ecco, questa open call permetterà a chiunque di proporre idee, progetti e altro, e quindi in maniera anche bottom up, dal basso, di condividere idee che poi verranno incluse in un modo o nell'altro nella mostra. E per questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci subito dopo la sigla, il meteo.
Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica aumenta sul nostro territorio. Il tempo sarà buono nella giornata di giovedì 9 maggio. Vediamo in dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, senza precipitazioni degne di nota. Ampio soleggiamento ovunque, con cielo sereno o al massimo con qualche nube qua e là. Le temperature saranno in aumento, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese tra 21 e 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, come ci mostra la grafica, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio tuttavia sarà possibile qualche locale rovescio sulle prealpi carniche. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 21 e 25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Il tempo infatti sarà abbastanza soleggiato con qualche nube. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 25. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.